come io ho fatto con voi, voi continuate a fare con gli altri. Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. La mia carne e il mio sangue saranno il vostro nutrimento. Ora io devo lasciarvi. Voi mi cercherete, ma dove andrò non potete seguirmi. Ma non sarete soli. Io sarò con voi fino alla fine del mondo. Adesso la mia anima è triste. È triste. Perché uno di voi mi tradirà. Giovanni, chiedi chi di noi sarà il traditore. Maestro, il mio cuore è tanto addolorato. Chi fra di noi ti tradirà? È colui al quale io darò un boccone. Giuda, quello che devi fare, fallo presto. Padre, l'ora è arrivata. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Conserva il tuo nome benedetto. Quelli che mi hai affidato. Proteggi tutti quelli che avranno fede in me attraverso loro. Io sono la via, la verità e la vita. E voi, miei discepoli, annunziate al mondo il mio messaggio. Coraggio, andate senza timore e senza prender nulla, niente bisacce, niente provviste e neanche i bastoni. Non preoccupatevi di quello che troverete o di quello che direte, perché tanto sarà lo Spirito del Padre vostro che è nei cieli a guidarvi e a parlare in voi. Fate agli altri quel che vorreste che fosse fatto al più piccolo di voi, perché non c'è un amore più grande nel dare la vita per la salvezza di un amico. Se farete in questo modo, tutti vi riconosceranno come i miei discepoli. Padre, se possibile, allontana da me questo momento difficile, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
Ma svegliatevi! 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 Perché l'ora del traditore sta per arrivare. Salve, maestro. Giuda, con un bacio, tradisci il tuo maestro. E voi siete venuti a prendermi con lance e spade come se fossi un delinquente. Tutti i giorni ero in mezzo a voi ad insegnare nel Tempio e non mi avete mai arrestato. E tu, Pietro, rimetti la spada nel fodero. Non è con le armi che si dovrà fondare il regno di Dio. Non c'è più tempo da perdere. È giunto il momento di agire. Questo Gesù di Nazaret, dopo il suo trionfale ingresso a Gerusalemme, dopo aver buttato fuori dal Tempio i venditori e i cambiavalute, dopo aver detto che quella è la sua casa ed è una casa di preghiera, è diventato una minaccia per tutti. Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete. A me è capitato spesso di incontrarlo, di ascoltarlo. Quest'uomo predica l'amore. E se fosse veramente lui il Messia che deve venire? Avete sentito quanti miracoli ha fatto? Ma cosa dite? Vi siete fatti per caso illudere anche voi? Io non partecipo alla condanna di un innocente. Neanche io voglio far del male a Gesù. Se sei il Cristo, Il figlio di Dio. dillo a noi apertamente. Io lo sono. E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra del Padre, possente venire sulle nubi del cielo. Ma che bisogno abbiamo ancora di ascoltare quest'uomo? Abbiamo udito la bestemmia! È reo di morte. È colpevole! Sia condannato! A morte! A morte! Sia condotto da Pilato, deciderà lui con la sua autorità. Che accusa portate contro quest'uomo? Se non fosse un malfattore, non te lo avremmo certo consegnato. Quest'uomo si va proclamando figlio di Dio. Deve morire. Tu sei il re dei Giudei? Tu l'hai detto. Re dei Giudei. Sono forse io il re dei Giudei? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me.
Ma cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Dunque, tu sei il re. Tu lo dici. Io sono re. Per questo sono nato. Ed è per questo che sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Sia condannato! A morte! Gesù è il figlio di Dio! Ti prego, Pilato, ti prego, liberalo! Egli è la resurrezione! Gesù è la vita! A morte! Voi avete l'usanza che io vi liberi un uomo alla Pasqua. Chi volete che vi liberi? Il re dei Giudei o Barabba? Barabba! Liberaci Barabba! Barabba! Avete scelto me al posto di Gesù. Non c'è morte per me. Lui morirà al mio posto. La morte è stata pagata. Mi preferite a Gesù. Io sono un assassino. Io sono un criminale. Ma voi liberate me e condannate Gesù. Pilato, se non vuoi ascoltare la verità, nessuno te la può dire. Ma io ti prego, ti supplico, non avere a che fare con quell'uomo. La sventura si abbatterà su chi condanna un giusto. Lascialo libero, te ne prego. Ecco l'uomo. Sia messo in croce! Sia condannato! A morte! Io sono innocente del sangue di questo giusto. Io me ne lavo le mani. Accoglietevi gli uni gli altri, come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Lodate il Signore, popoli tutti, forte è l'amore di Dio per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno. Popolo di Israele, ecco la tua vittoria. Ecco il nostro Dio, crocifisso. Figlio, amoroso Giglio, figlio, chi dà consiglio al mio cuore angustiato? Figlio, occhi giocondi, figlio, perché non rispondi? Figlio, padre e marito, figlio, chi t'ha ferito? Figlio, chi t'ha spogliato? Figlio, l'alma
L'ondata è uscita! Figlio della smarrita! Figlio della sparita! Figlio bianco e vermiglio! Figlio senza simiglio! Figlio! A chi mi appiglio? Figlio! Dio mio! Oh, Dio mio! Perché? Perché? Perché mi hai abbandonato? Oh, padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ora tutto